Il caldo anomalo di queste settimane mette a rischio la fertilità degli uomini, a confermarlo una ricerca dell'Università di Padova condotta dal professor Carlo Foresta. Questo effetto è provocato da un gene attivato dall'innalzamento della temperatura. Noi abbiamo cercato di capire quali di questi geni fosse in qualche modo responsabile dell'alterazione della formazione degli spermatozoi e abbiamo visto che c'è un gene particolare che regola proprio le divisioni di queste cellule, che è sensibile al calore e quando questo gene funziona troppo, la formazione di questi spermatozoi viene ad essere molto ridotta. È tutto uno studio particolare che abbiamo fatto negli anni e che adesso lo possiamo dimostrare con certezza. La ricerca verrà presentata ad ottobre ad un congresso di medicina ad Abano Terme. L'infertilità maschile associata all'aumento della temperatura è stata osservata anche in situazioni come l'obesità o chi è esposto a fonti di calore o nelle saune. In periodi di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, ecco allora i consigli da mettere in pratica. Gli indumenti che lasciano traspirare tranquillamente tutti quanti gli organi, quindi il lino, non molto attillati, la possibilità di fare frequenti camminate, perché durante le camminate c'è un cambiamento positivo per la temperatura degli spermatozoi. Ovviamente la possibilità di fare dei bagni freschi o docce fresche quanto più possibile e terzo, non creare quelle condizioni che cambiano anche il funzionamento cardiovascolare come può essere il fumo, come può essere un pasto abbondante.